il momento di grande preoccupazione, perché quando parliamo di Veneto Banca non possiamo non pensare anche alla Popolare di Vicenza. Cercheremo di capire cosa accadrà. Certo è che la situazione non è una situazione facile. Io spero che queste due banche restino comunque con dei capitali e con dei riferimenti stabili in Veneto, ma non solo per un fatto identitario, anche per un fatto di economia. Abbiamo 600.000 partite IVA, abbiamo famiglie, abbiamo imprese in generale che hanno bisogno di un istituto di credito di riferimento. Nei pensieri del presidente Zaia non c'è solo Veneto Banca in queste ore delicate per l'istituto di credito di Montebelluna, ma anche la Popolare di Vicenza. Il terremoto che ha attraversato le popolari venete è seguito con attenzione anche per le difficoltà nelle quali sono piombati tanti risparmiatori della nostra regione. Per noi che resta da chiarire tutta la partita delle responsabilità e di dare una risposta a quegli azionisti che si sono trovati le azioni che sono precipitate da 60 euro a 10 centesimi. Penso che sia difficile farsi una ragione se sei un azionista e ogni anno ti dicevano che le assemblee avevano i bilanci certificati, avevano tutte le carte a posto. Chi doveva controllare evidentemente ha controllato male.